Il sindacato di polizia UGL parte alla riscossa contro le chiusure selvagge dei posti di polizia in regione. Ha avviato una campagna di sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento dei sindaci per fare massa critica, afferma il segretario regionale UGL Raffaele Padrone, e ha messo in distribuzione dei volantini dedicati alle problematiche del corpo. Vi è rappresentato il gioco del Monopolizia, che evidenzia le richieste del corpo di polizia, al quale il ministro all'interno Angelino Alfano ha promesso ieri di procedere all'approvazione di una legge delega per il riordino delle carriere, ma l'UGL non intende abbassare la guardia. La sicurezza è un bene di tutti i cittadini, smettete di giocarci. È lo slogan che accompagna l'iniziativa del sindacato di polizia UGL contro la chiusura di 12 uffici in Friuli Venezia Giulia, 261 in tutta Italia, e che parte dal coinvolgimento dei sindaci. Le problematiche costituiscono gli ostacoli del gioco del Monopoli dedicato alla polizia, riportato su un volantino in distribuzione in questi giorni su tutto il territorio nazionale. Mai come adesso dobbiamo fare cartello per salvare la sicurezza messa in discussione da queste chiusure, commenta il segretario regionale di UGL Polizia Raffaele Padrone, che si dichiara soddisfatto per l'esito dell'incontro tra i sindacati di categoria e il ministro all'interno Angelino Alfano. Il ministro, riferisce Padrone, ha promesso l'avvio del tavolo del rinnovo contrattuale bloccato dal 2009, ha promesso di procedere all'approvazione di una legge delega per il riordino delle carriere, reperendo nuove risorse, il cui provvedimento è necessario anche per fissare le nuove dotazioni organiche dei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato, provvedimento che dovrà essere emanato entro e non oltre il prossimo mese di aprile. Per quanto riguarda la riorganizzazione dei presidi di polizia, il sindacato è pronto al dialogo per una revisione e accorpamento di alcuni uffici, evitando le chiusure selvagge, e l'accorpamento tra polizia e carabinieri. Entrambi i corpi sono costituiti da professionisti che producono sicurezza, ma ognuno con le proprie competenze territoriali e di settore. In particolare perché chiudere l'ufficio di polizia ferroviaria a Casarsa, che garantisce annualmente 800 scorte, e non rivedere quello di Gemona, dove il traffico ferroviario è limitato. Con queste chiusure selvagge, non concordate con i sindacati, conclude Padrone, non si risolve il bilancio dello Stato. La sicurezza non è un costo, ma la colonna portante di uno Stato democratico.